Oggi parliamo della scuola, la scuola. Oggi parliamo dei termini napoletani legati al mondo scolastico. E io partirei, sapete, dai compiti a casa. Ci avete mai pensato? In lingua napoletana i compiti a casa sono in lezione. O una fatta lezione, o una venuta tutte lezioni. Bene, ovviamente in italiano è totalmente diverso perché nell'Italia del Nord le lezioni le fanno gli insegnanti, al Sud invece le lezioni le fanno gli allievi, è tutto diverso. Sempre in ambito di compiti a casa, noi usiamo un termine nel meridione che è l'assegno. Ognuno ha avuto l'assegno, insomma devo finire tutto l'assegno per domani. Beh, al nord l'assegno è un titolo di credito, al sud è l'insieme dei compiti a casa. È tutta una lingua particolare la nostra, marinare la scuola, saltare la scuola diventa fare filone, e questo avviene veramente in tutto il meridione, solo da noi. Fare filone è evidente, l'etimologia vuol dire da filarsela, scappare via, defilarsi, come devo dire, filare via, quindi ha già fatto filone. E sempre in ambito scolastico, l'insegnante, la maestra in napoletano è a signorina, soprattutto nell'ambito delle scuole elementari. Sì, magari quella è anziana, sposata, c'ha nipoti, ma per noi rimane sempre a signorina. Imparare una lezione a memoria, la già imparare a campanile, la già ripetere a campanile, ma da trasì rindecchiocca, a furia di ripeterlo mi deve entrare nel cervello. Quando qualcuno ormai è diplomato, chi le tiene scuole rosse, le scuole grosse, insomma, parla in pulito, oppure se uno è raccomandato, chi le è passata che a scoppola, insomma, ha avuto una buttata. Se i voti sulla pagella sono pessimi, papà dirà: e che belli Portuale Palermo che mi portate, a Napoli il grembiule è umantesina, antesinum, davanti al seno, ma noi portavamo sempre un fiocco quando si andava a scuola e anche lo scudetto, insomma il distintivo si chiamava all'epoca. Il fiocco aveva il colore rosso dalla prima alla quarta e in quinta elementare, lo ricorderete, era tricolore, benissimo. Scusatemi però, io mo devo andare a fare lezione, a già i compiti, tengo un bel assegno per dimane, che capite, io continuo sempre a studiare, perché ricordate che nessuno nasce imparato. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa.